Con l'inaugurazione della mostra Salvati e Ritrovati hanno preso il via a Montevago le celebrazioni in ricordo del 54° anniversario del sisma che la notte fra il 14 e il 15 gennaio del 1968 devastò la Valle del Belice. La mostra Salvati e Ritrovati, i tesori di Montevago restituiti alla comunità, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Arcidiocesi di Agrigento, mette in vetrina nella nuova chiesa madre i reperti e gli oggetti sacri rinvenuti durante i lavori di catalogazione e restauro della vecchia cattedrale distrutta dal terremoto. La stessa location ospita l'esposizione Acquarelli di Giovanni Bavetta ed è stato anche presentato il libro Sbarchi di umanità di padre Stefano Nastasi e Alfonso Cacciatore. Proprio in questi giorni sono stati ultimati i lavori di recupero della vecchia chiesa madre, il primo stralcio dei lavori, e quindi ci sembrava opportuno fare cadere la consegna di questi lavori con il 54° anniversario del terremoto. Ovviamente durante quest'anno tanti reperti sono stati raccolti e anche qui, grazie all'aiuto che è stato dato dal Museo Diocesano e dalla direttrice del museo, dalla dottoressa Brancato, abbiamo fatto un lavoro di assemblaggio. Quello che era stato preso, trovato tanti anni fa e che è conservato nel museo, al Museo Diocesano, è stato portato a Montevago perché i montevaghesi potessero apprezzarne il valore, e nello stesso tempo tutti i reperti che in quest'anno sono stati ritrovati sono stati messi puliti, sistemati e anche qui messi a fruizione della comunità e di chi volesse venire a visitare questa mostra, che si inaugura oggi ed è aperta fino a domenica 16. È un momento importante per questa comunità perché attraverso questi pezzi ritrovati si ritrova un pezzo di memoria, un pezzo di storia, ed è come se tutto ritornasse a vivere. Questa è l'impressione che ho colto nei cittadini e coloro i quali in questo momento stanno osservando e ritornando con la memoria al passato. Il Museo Diocesano da anni è custode di questo patrimonio e ne è orgoglioso, custodisce i tesori della chiesa dell'antico Duomo di Montevago. Con l'occasione di questo progetto di recupero dell'antico Duomo, che ha tolto tutti i massi, quindi riportando in luce le antiche cappelle, abbiamo pensato che fosse l'occasione ideale per creare un percorso di valorizzazione. Salvati e ritrovati, due iniziative importanti che si integrano. Salvati, ovvero quel patrimonio che è stato salvato subito dopo la frana, e recuperati il resto del patrimonio che è stato recuperato in un'occasione di questo recupero della chiesa. Il percorso che si è allestito all'interno della chiesa madre nuova permette di mettere a confronto queste due realtà: da una parte i tesori, che sono splendide testimonianze dei più grandi maestri siciliani del tempo, accanto ai reperti che, sebbene non hanno grande valenza artistica, rappresentano la memoria, una memoria che in questo momento possiamo far vedere parzialmente, ma che si auspica possa permetterci di creare un percorso permanente per Montevago, crearne un museo diffuso, così come il Museo Diocesano si sta insediando nel territorio con le sue sedi a Sciacca, ad Aragona e a San Luca di Sicilia.